Va ora in onda la rassegna stampa. Sto facendo ginnastica. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Poi aspetta, così, ecco, modello bossiano, certo, bossiano, ti è il gesto dell'ombrello. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Poi così, poi ginnastica la lingua. Perfetto, perfetto, perfetto. Sono allenatissimo, signori, pronto e allerta. Vi ho mandato anche il Va Pensiero Rock, ragazzi, un'epoca di cambiamenti, i gattini non li tocchiamo, non li conosco troppo bene, se tolgo i gattini di Rossini viene fuori la rivoluzione, ma il Va Pensiero è apparso, se n'è andato il nostro capo e questa è un'eredità importante che vogliamo inserire. Ora vedremo come, quando, quale Va Pensiero, la versione rock non ve l'aspettavate, sempre roba targata a Radio Padania Libera, a quei tempi, al tempo del Padania Sveglie, la trasmissione che conducevo dalle 6 alle 7:30, si faceva anche questo. Buongiorno, buongiorno coccolini, buongiorno ascoltatori dolci, non parlavo con te, coccolini si gira Francesco, buongiorno, sei un coccolone. Ammorbidente. Ammorbidente, tu sei tutto morbido, noi invece siamo duri, ce l'abbiamo sempre duro, l'animo politico, il temperamento. Il buongiorno si sente dal Varin, certo, è forse un buongiorno, lo chiedo a tutti voi che vorreste ascoltare una rassegna stampa normale, vi do un consiglio. Cambiate canale, non sarà la solita rassegna stampa che sentite su Rai 1, su Radio 24, su Radio Popolare, non riesco neanche a dirlo. No, non staremo sui soliti argomenti, anche perché oggi all'unisono tutti i giornali dedicano paginoni a quello che è successo ieri. Pensiamo che bisogna parlarne, ma non rompere i coglioni alla gente, ok? Questo è il mio pensiero. Chiaro che se siete di altri pensieri, ve l'ho detto, girate canale. Buongiorno invece ai devoti che non mollano mai, anzi ci stanno già ascoltando sulla pagina Facebook, il canale YouTube di Radio Libertà, o ancora di più sulla pagina Facebook di Lega Salvini Premier. Ciao popolo padano, parleremo anche di voi quest'oggi, perché nella mia selezione particolarissima della rassegna stampa ci sono argomentazioni che piacciono a noi della Lega, che appunto, tornando sull'argomento, ce l'ha sempre di un certo tipo, ok? Grazie anche agli amici che ci seguono e ci hanno scoperto con la Radio DAB in tutta Italia. La vostra autoradio, se girate con l'auto o col camion, vi permette di ascoltare Radio Libertà senza utilizzare internet. Basta schiacciare DAB sul cruscotto della vostra autoradio e cercare Radio Libertà. Siamo in ordine alfabetico. I migliori sono quelli che hanno scaricato l'applicazione di Radio Libertà sul proprio cellulare e ci ascoltano ovunque, in qualunque momento della giornata, anche in metropolitana. Poi, chiaro, da casa o dall'ufficio si va sul sito radiolibertà.net e ci si ascolta in background, come si dice, per cui mentre lavorate al computer sentite l'audio e, se volete, anche sbirciate il video di Radio Libertà. Beh, finito tutto? No, io comincerei. Oh, devo ringraziare Luca. No, ringrazio Luca. Ieri mi è venuto a trovare Luca di Milano. Sono andato a recuperarlo perché è entrato e stava andando nella vecchia Radio Padania. Sai che bisogna fare il giro qui in Bellerio, nei vecchi studi, che sembra di entrare nel Castello Stregato. È un film dell'orrore, ma c'è ancora la vecchia Radio Padania. Ricordate, se ci venite a trovare nel fortino della Lega in via Bellerio 41 a Milano, appena entrati dal portone Carraio, a destra, ok? Non andate dritto perché vi perdete e non vi troviamo più. Quindi sono andato a recuperare Luca, che ci è venuto simpaticamente a trovare per ringraziarci del nostro lavoro. Luca, sei stato veramente una stelassa. Luca, è passato dal macellaio più buono di Milano, buono e naturale, la Vitella Ubriaca si chiama così questo macellaio, che salutiamo e ringraziamo, e mi ha portato un salame di quelli che me lo sognerò di notte per qualche tempo. Grazie Luca.
E grazie a tutti voi che ci pensate, che ci fate avere qualche regalino ogni tanto, ogni tantissimo, perché insomma giustamente i tempi sono quelli che sono, ma soprattutto che date una mano alla redazione di Radio Libertà attraverso il sito radiolibertà.net, cliccando in alto a destra Dona ora e dandoci una mano con quei 5 euro che Sammy Varin vi propaganda ogni giorno. Grazie per chi vuole che questa radio continui ad esistere. Per leggervi ad esempio i titoli dei quotidiani di quest'oggi, cioè ve li leggo proprio velocemente, no? Ma roba, Corriere della Sera, lo scossone nel governo. La Repubblica, terremoto nel governo. La Stampa, governo slavina referendum. Il Fatto Quotidiano, fuori i primi 3. Il Resto del Carlino, dimissioni nel governo, Meloni scarica Santanchè. Il Messaggero, giustizia, scossa nel governo. La Verità, la Meloni fa piazza pulita. Il Giornale, rivoluzione Giorgia. Il Tempo, la mano di Giorgia. Libero, la motosega di Giorgia. Il Manifesto, strage di Stato. Questi sono soltanto alcuni dei titoli, ma se volete c'è anche quello dell'Unità, capaci di tutto e buoni a nulla. Caos nel governo, saltano Del Mastro e Bartolozzi, bilancio di 4 anni, più morti in mare e più detenuti. Questo qualche esempio di ciò che circola quest'oggi sui quotidiani, capite il motivo per cui non mi fermerò praticamente su queste argomentazioni. Chi mi ascolta sa il mio pensiero e il nostro pensiero di noi della Lega, perché questa è la radio fondata da Umberto Bossi. A proposito, parleremo anche di lui in questa rassegna stampa tanti anni fa, per parlare di Lega, ma soprattutto per ascoltare il territorio, al di là di Lega e non Lega. Sappiamo, abbiamo capito che è un bel governo di centrodestra, ma alcuni esponenti di centrodestra non hanno quella caratura, sì, sono noioso, sempre questo termine, questa caratura, questa preparazione politica adeguata. Ok? Quindi qualcuno magari è entrato nel governo perché il suo partito ha avuto molto successo, bisognava tirare dentro gente fidata e l'hanno tirato dentro, però forse quando uno poi arriva a determinati livelli deve fare attenzione a quello che dice, a quello che fa, trallallero, trallallà. Da dove partiamo? Allora, parto dal Corriere solo perché fa un riassunto in prima pagina decente e quindi ve lo metto lì sul tavolo, ma poi lo abbandoniamo. Lo scossone nel governo, titola oggi il Corriere, la decisione dopo la vittoria del no. Il sottosegretario, ho commesso una leggerezza, la resistenza della ministra, non è a causa mia che abbiamo perso. Insomma, si dimettono Del Mastro e Bartolozzi. L'ira di Meloni, faccia lo stesso anche Santanchè, l'ipotesi sfiducia. Ecco, sui giornaloni già spunta la fiducia dal monte, nel senso che non è che la Meloni può dirgli oh vattene, te ne devi andare per forza, Santanchè, via, sciò, no, non lo può fare. La Meloni può anche dire di no, a questo punto potrebbe essere sfiduciata. La vittoria del no al referendum sulla giustizia provoca scossoni nella maggioranza, si dimettono Andrea Del Mastro e Giusy Bartolozzi. Ora anche Santanchè abbia la stessa sensibilità, dirà in serata una Giorgia Meloni infastidita dall'atteggiamento della sua ministra, mentre Del Mastro cerca di giustificarsi: ho commesso una leggerezza. Il terremoto dopo un vertice di Fratelli d'Italia convocato dalla Premier, opposizioni all'attacco, dimissioni tardive e chiedono che lasci anche il ministro Carlo Nordio. Sì, per loro devono lasciare tutti quanti. L'avevamo previsto? Sì! Anche voi, se siete ascoltatori fidi di Radio Libertà, lo sapete. Ogni tanto chiamiamo l'astrologa personale di Radio Libertà. Ce l'aveva previsto uno scossone nel governo, addirittura lei c'era andata giù pesante dicendo anche
potenzialmente grave. Stiamo a vedere. Intanto siamo sul Corriere, che oggi intervista anche il signor Del Mastro, intervista l'esponente di Fratelli d'Italia di Virginia Piccolillo, il ristorante, un errore malotto contro la mafia. Ma che aveva fatto questo? Aveva fatto una società con la figlia di un prestanome del mondo della mafia, la famosa bisteccheria, che fa anche venire fame, una cosa che la farei anch'io la società con una bisteccheria. Fatto sta che insomma non sapeva, non l'ha detto e vabbè. Chiaramente ognuno ha i suoi problemi. La Bartolozzi, tra le altre cose, ha fatto quella famosa frase dicendo insomma che il plotone di esecuzione, se vince il no li avremo qua che ci fanno fuori e qui e là, e ha vinto il no, ok. Che mi piace sul quotidiano Il Corriere quest'oggi la meditazione di Enzo Del Rico, che ritorna sul voto referendario e sulle regioni, dove si è vinto, dove si è perso, dove si è vinto, dove si è perso. No, c'è qualcuno che mi ha anche inviato un WhatsAppino bello bello che volevo farvelo vedere. Vediamo un pochettino se riesco. Bada ben, bada ben. Oh ragazzi, oggi abbiamo Lele Di Nero, quello della Febbre del sabato sera, che ci parla di questo suo evento questa domenica a Cinisello Balsamo, al Cosmo Hotel, che lo si vede proprio dalla tangenziale, e ci sarà una cosa stupenda, ragazzi. Sì, si potrà scegliere la Miss e a proposito di Miss ci sarà la possibilità certamente di scegliere anche Miss Radio Libertà. Io ci sono, se per caso volete venire anche voi, c'è la possibilità di divertirvi e di rifarci gli occhi. Stavo cercando, eccolo qua, guarda, fammi un attimo vedere, Francesco, il buongiorno anche a te. Guardate un po' questo. La situazione qua è la situazione del risultato del referendum. Praticamente il Lombardo-Veneto, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia sono quelli colorati di verde, sono quelli dove ha vinto il sì. Tutto il resto è noia, soprattutto al sud. Il Piemonte comunque avrebbe vinto il sì, ma Torino ha fatto la differenza. E interessante la meditazione che c'è proprio sul Corriere quest'oggi, che dice: la partita cruciale si gioca al sud. Napoli non è Stalingrado e la Sicilia non è diventata Cuba, eppure proprio il sud, fatta eccezione per la provincia di Reggio Calabria, dove la Lega va alla grande, ha votato compatto no alla riforma costituzionale dell'ordinamento giudiziario, assestandole forse il colpo mortale, ma soprattutto confermando che qui si giocherà la partita decisiva nelle elezioni politiche del prossimo anno. Così anticipa oggi il quotidiano Il Corriere. In centropagina sul Corriere e su tutti i giornali, naturalmente, la morte di Gino Paoli, il rivoluzionario che cantava l'amore, con il caffè di Massimo Gramellini dedicato a lui, Sassi senza fine. Oggi ricorderemo Gino Paoli intervistando un altro grande della musica italiana e non solo, alle 11:30, dopo il John Travolta italiano Lele Di Nero, arriva Bobby Solo. E a me fa piacere, sai, quando mi bussano alla porta io non li vado mai a cercare, ti dico la verità, chi mi conosce lo sa, io non vado mai a cercare nessuno, non c'ho tempo, non c'ho il tempo fisico col lavoro che faccio. Mi cercano loro ed è bellissimo, oltre che tanti artisti indipendenti che per me sono importantissimi, molto più importanti dei big. Quando mi chiama anche il big o la casa discografica del big dicendo: Sammy Varin, lo vuoi intervistare Bobby Solo? Ci piacerebbe, ci farebbe piacere. E alle 11:30 lo saluteremo. Attenzione che l'en Cicciarun, è un chiacchierone Bobby Solo. Cosa facciamo? Entriamo per un attimo sul Corriere, vi va? Non vi va, ho capito. E allora ci entriamo più tardi, state tranquilli, perché effettivamente si parla di questo allarme sud. Vabbè, ormai ci sono, ve lo leggo, scusa, che cacchio, eccolo qua, i dati a pagina 11 del Corriere.
I no tra chi scelse il centrodestra, allarme Sud per la maggioranza. L'Istituto Cattaneo dice che anche se il risultato si traducesse in voti, dalle politiche uscirebbe comunque una maggioranza risicata in Parlamento, una maggioranza per il centrodestra. Utrend dice le aree in sofferenza, se possono, esprimono dissenso. Insomma, che cosa cambia nei flussi elettorali? A Palermo tradisce il 22%, a Napoli il 35%. È un bel casino, ma alla fine vi assicuro non potrebbe essere così il risultato elettorale, cioè modello referendum. C'è stato un voto diverso, grande come l'universo, trasversale, di protesta, perché ripeto la frase che ho detto l'altro giorno, forse non era il momento giusto di far votare l'Italia per questo referendum, tu dici se aspettavamo ancora un po', però effettivamente in un momento del genere, tra una guerra e l'altra che continuano ad arrivarne di nuove, problemi economici, aumenti di benzina, hanno abbazzato le accise, le hanno abbazzate, ma siamo già sopra i 2 euro con il gasolio, ve ne siete accorti? Molte pompe, adesso il governo dovrà decidere di fare qualcosa. Alle 9 abbiamo il sottosegretario Alessandro Morelli e con lui vedremo un attimino cosa si può muovere. Ritorno sul Fatto Quotidiano per farvi vedere la copertina, la cattiveria del Fatto Quotidiano, che comunque aveva anticipato anche questa notizia di Del Mastro. Fuori i primi 3, eccoli qua. Purghe meloniane, via Del Mastro e Bartolozzi, Santanchè in uscita. Resta solo Nordio, scrive simpaticamente il Fatto Quotidiano, che difendeva i suoi, la premier Daniela a casa. Così sono cadute i 2 intoccabili, dalle bistecche d'Italia a Visibilia e truffa Covid, tutti i nostri scoop. Chiaramente, se siete devoti al Fatto Quotidiano, oggi è oro colato per tutti voi. Dove andiamo? Vado da una parte che non vi aspettate. Sì, tu dici, lo so. Sammy Varin sta per andare su Repubblica, ai, andiamo male, si è venduto alla sinistra, ma no, hanno venduto anche Repubblica, quindi poi se rimarrà così saremo contenti per loro. No, vado sulla Stampa, ciapala lì. Governo Slavina referendum, titola oggi La Stampa, con in centropagina naturalmente una bellissima foto di Gino Paoli, addio a Paoli, da Senza fine a Sapore di sale, la colonna sonora dell'Italia, Il cielo di Gino, titola il quotidiano La Stampa. Ma noi ci intrufoliamo subito all'interno. Terremoto nel governo, via Del Mastro e Bartolozzi, e Meloni silura Santanchè, con in taglio basso l'articolo di Francesco Grignetti, lo strapotere della capa di gabinetto travolta dall'inchiesta su Al-Masri, indagata per farsi informazioni ai PM, è l'unica che finirà a processo. Chiaramente, se siete appassionati, tutto vostro. La caduta dei fedelissimi, a pagina 4 e 5 del quotidiano La Stampa, Andrea Del Mastro, dall'MSI all'ombra dei clan, la resa dell'avvocato braccio destro di Giorgia. Daniela Santanchè, la mediazione di La Russa, la ministra però resiste, Meloni sfiducia in aula. E naturalmente in centropagina l'inchiesta sulla bisteccheria dei misteri, la procura indaga sui dipendenti. I PM vogliono capire di più sulla costituzione della società a cui, avete capito, Del Mastro aveva fatto capo, si era messo insieme con questa figlia di un prestanome della mafia, ma lui non lo sapeva. Giro la pagina, a pagina 6 della Stampa si ritorna naturalmente a parlare di un governo che deve fare cose. Ora il centrodestra accelera la legge elettorale, ora la legge elettorale, alto là delle opposizioni. E qui naturalmente il problemino che ti dicevo, cioè adesso non ci fanno fare più niente. L'unica cosa che si può fare, lo abbiamo letto ieri in rassegna stampa, è l'autonomia. Già,
perché non ci vuole nessun referendum per l'autonomia. Utilizziamo quell'articolo 5 della Costituzione che è stato cambiato dai grandi amici del PD tanti anni fa per fermare la Lega che voleva a tutti i costi il federalismo e aveva convinto mezza Italia che fosse giusto farlo. Dal 31 marzo al via l'esame del testo in commissione alla Camera, parliamo di legge elettorale. Il centro-sinistra fa muro, basta forzature, sono altre le priorità. E certo, perché se il centro-sinistra si unisce nel famoso campo largo, l'Italia sarà ingovernabile. E sotto c'è naturalmente Salvatore Vassallo che dice, il direttore dell'Istituto Cattaneo, con il centro-sinistra unito sarebbe pareggio, e che non è una cosa bella, perdonatemi, perché non si riesce più a fare nulla. Il campo largo ha fatto un passo avanti, però le politiche saranno un'altra partita. Il referendum non può fornire una misura precisa, bisogna considerare il grado di partecipazione. Cioè abbiamo visto questa partecipazione a sorpresa del referendum che ha stupito tutti quanti noi e soprattutto i sondaggisti. Bisogna capire se si ritornerebbe a partecipare se si andasse al voto ad elezioni, e sapete che l'anno prossimo effettivamente ci tocca. Siamo sempre sulla stampa. C'è un motivo per cui Sammy Varin si è andato sulla stampa? Certo che c'è, tra poco lo scoprite, ma bisogna arrivarci. La ramazza di Giorgia antifronda, ma alla Premier serve un piano B, l'opinione di Flavia Perina, l'atto di forza per ripristinare l'immagine di leader forte, e scatta il processo agli alleati. Altro paginone di meditazione, ragazzi, se volete scervellarvi a capire cosa vuol dire il quotidiano La Stampa, oggi è tutta vostra. Ma che succede? Quando proprio stavate per appallottolare il quotidiano La Stampa, se ce l'avete in versione digitale anche il computer, arriva pagina 9 che intervista. Che cacchio stai dicendo oggi, Sammy Varin? Massimiliano Fedriga, intervistato oggi a pagina 9 del quotidiano La Stampa. Il sì vince dove governa, dillo, la Lega. Adesso rafforziamo l'essere squadra, che vale per tutti, anche per voi che avete abbandonato la Lega perché era entrato Vannacci, ad esempio, e poi quando è uscito Vannacci siete andati con Vannacci. Le idee un po' confuse, posso capire. Anche voi, amici, da Castelli a Grimoldi e Paolo, che vi siete fatte le leghe, poi avete cambiato nome, siete usciti, siete rientrati. Cioè, che cosa ha detto Bossi? Una delle sue ultime frasi prima di andarsene, a Leoni se non erro, ha detto che bisogna restare uniti, bisogna unire chi vuole cambiare questa Italia, chi la vuole far diventare federalista, bisogna unirsi. Questo lo dico sia a voi che avete mollato la Lega per le motivazioni più varie e variegate, sia anche ai colonnelli della Lega. Forse dovremmo fare squadra anche con chi è uscito dalla Lega ma ha le stesse idee della Lega. Non parlo del traditore Vannacci che ditemi come sta, perché non ho più notizie, neanche Pucci, non c'è più nessuno che parla di lui. Che è successo? Fatto sta, signori, se non si fa squadra non si va al governo, non si cambia questo movimento, a meno che certamente non fare come avevamo fatto tanti anni fa, la nostra secessione, e quindi sparare in alto per avere qualche cosa. La secessione serviva a questo, signori, era un altolà, un allarme che davamo a tutta l'Italia dicendo: in questo modo non si va avanti, non ci piace questa Italia del furbacchione, del magna romano, e questo lo urliamo ancora, signori, assolutamente. Avete visto al funerale di Bossi? La Lega è sempre stato questo, è stato tante anime della Lega. C'era la bandiera italiana ma si gridava anche secessione. C'è
c'è posto per tutti quanti, ragazzi. La rivoluzione la facciamo uniti, ma deve essere democratica, rispettosa di tutti e soprattutto deve fare in modo che questa Italia non affondi, perché se affonda il sud affonda prima o poi anche il nord. Massimiliano, bello, che bel comizio che ho fatto, mi applaudo da solo. Basta applaudire, Sammy, basta. Massimiliano Fedriga, il sì vince dove governa la Lega, adesso rafforziamo l'essere squadra. Il presidente del Friuli Venezia Giulia oggi sul quotidiano La Stampa, il partito ha bisogno di tutti senza personalismi. Francesco Moscatelli, bisogna avere rispetto del voto, soprattutto con una partecipazione così ampia. È un segnale positivo, come positivo è il fatto che molti giovani si siano recati alle urne, peccato che fossero dei centri sociali, ma no, scherzo, ma purtroppo questa campagna referendaria si è trasformata in uno scontro tra fazioni, invece che in un confronto nel merito sulla riforma della giustizia. Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia e tra i principali esponenti della Lega, legge così l'esito della consultazione popolare. Tra autocritica e difesa del centrodestra, invita a riportare il dibattito sui contenuti e ragiona sulla legge elettorale che sarebbe un errore fare per convenienza politica. Guardando al futuro del partito dopo la scomparsa del fondatore Umberto Bossi, invece sottolinea: la Lega è sempre stata una comunità. Il rischio della politica è il personalismo e dobbiamo evitarlo. Ognuno deve dare il proprio contributo, ma dentro una logica di squadra. E ancora sulla questione settentrionale, dice Fedriga, è fondamentale, ma insieme vanno valorizzate anche le altre aree del paese. Cosa vi dicevo? Che si affonda al sud, prima o poi affonda anche il nord. Il governo non paga la vicinanza a Trump. Unire contro qualcosa è facile, ma alle politiche si vota per un progetto. E ancora, la legge elettorale deve garantire governabilità, tutela della minoranza, rappresentanza dei diversi territori. Molto interessante. Oggi a pagina 9 del quotidiano La Stampa l'intervista con Massimiliano Fedriga. Questa però la leggo, scusa, questa domandina. Passiamo alla Lega, dice a un certo punto l'intervistatore. Qualcuno sostiene che il suo partito non si sia impegnato al massimo, voi perché sentivate meno questa riforma rispetto a quella dell'autonomia, voi per un vecchio retaggio giustizialista, risponde Fedriga. I dati oggettivi dicono il contrario. Le regioni governate dalla Lega, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Lombardia, sono le uniche dove il sì ha prevalso. O no? Giriamo la pagina, signori, ma tenete presente questa argomentazione a pagina 9 della Stampa. A pagina 10 si ritorna chiaramente a parlare della sinistra, il rebus primarie, sono già pronti questi ad andare ad elezione. Conte riapre il dibattito a sinistra sulla scelta del candidato premier, il PD rinvia, non è un tema di oggi, ma si ragiona in tempi e in modi. Chiaramente se siete di sinistra è il momento che alziate la testa, magari potreste candidarvi. Ci sono gli attriti su Roma Capitale. Gli attriti su Roma Capitale minano l'asse PD Movimento 5 Stelle AVS. Oh, come ci dispiace. Divergenze sulla legge in aula alla Camera. Schlein cerca la mediazione. Cioè, non sono contenti neanche che gli diamo Roma Capitale. Guarda che noi la ritiriamo tranquillamente la proposta. Andarsi a dividere in aula alla Camera poche ore dopo aver festeggiato tutti insieme la vittoria al referendum non è una bella prospettiva, scrive La Stampa, ma a rischio che si verifichi al momento di votare la legge costituzionale che amplia i poteri di Roma Capitale è alto. Dunque nel PD corrono ai ripari e un'ipotesi concreta che venga chiesto un rinvio del voto previsto tra oggi e domani a Montecitorio, in modo che le divergenze dentro al fronte progressista emergano nel caso più avanti. Del resto, sulla riforma proposta dalla maggioranza e sostenuta in particolare da Fratelli d'Italia, già in commissione il Movimento 5 Stelle e AVS hanno votato contro, mentre i Dem si sono astenuti, per il semplice motivo che la nuova legge è frutto anche di un accordo diretto tra la Premier Giorgia Meloni e il sindaco PD di Roma Gualtieri, l'altro ieri sera in piazza con Schlein, Conte e gli altri. Qua mi fermo, ma capite che qualunque cosa questi dicono no. No,
No. E allora, prima della pausa, vi faccio vedere quest'altro cartello. Guarda che bello, chi ci guarda in radiovisione e su internet, sulla app, eccetera. L'Italia bel paese. Nucleare? No. Trivellazioni? No. TAV? No. Riforma giustizia? No. Insomma, Italia paese del no. E potrei andare avanti, c'è stata anche la devolution, eccetera, eccetera. Capite com'è difficile governare questo paese? Avete un'idea? Non ve l'ho ricordato, ma potete scrivermi. 340 6709 659, numero di WhatsApp di Radio Libertà. Sammy Varin tra poco legge i vostri messaggi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Uno splendido massaggio per tutti voi. Ma che fatica, ragazzi, massaggiarvi tutti questa mattina, anche perché siete in tantissimi. Oh, quanta gente che mi sta scrivendo al 340 6709 659. D'altronde questa è l'unica rassegna stampa che direttamente accoglie il vostro pensiero tra una notizia e l'altra. Non potete farvela sfuggire, ma soprattutto la dovete segnalare a parenti o amici, condividendo la trasmissione su Facebook o su YouTube tramite WhatsApp, inviandola a tutti coloro che secondo voi hanno voglia di
determinate notizie. E leggiamoli allora questi messaggi. Io non mi stupirei se scoprissimo che al sud i partiti di sinistra i voti se li sono comprati con le ricariche del cellulare. Un tempo si usava la scarpa, dare solo una scarpa e poi quell'altra te la do se voti questa persona. L'ultima osservazione prima di andarmene al dovere. La democrazia espressa tramite il voto popolare ora non ha più senso. Le masse sono eterodirette. Marco ci fa una fifa, ragazzi miei. Un saluto a tutti coloro che stanno per spegnermi per andare a lavorare. Lo so, però il bello, ragazzi, è che c'è un sito, radiolibertà.net, dove trovate il podcast e potete scaricare la trasmissione e risentirvela quando volete. Ancora meglio se andate su Facebook o su YouTube cercando Radio Libertà o Lega Salvini Premier, mi potete riascoltare. Siete veramente in migliaia e migliaia che ogni giorno lo fate. Grazie, grazie. Sembra che la Giorgia abbia preso la scopa e paletta. Adesso deve passare solo il mocio. Saluti da Enzo. Buongiorno anche a chi ci spedisce audio. Certo, qui potete spedirmi audio, video. Che dice questo? Sentiamo. Non parla. E non arriva l'audio, da questo ascoltatore non arriva l'audio. Occhio, magari voi che avete spedito un audio questa mattina controllate, perché magari potrebbe essere anche il nostro computer che abbiamo saturato. Eccolo. Buongiorno eccolo. Semmi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Ovviamente sono Albino, io mi sveglio apposta tutte le mattine alle 7:25 per essere pronto Oggi all'ascolto il va di pensiero Radio Libertà, che io rock, chiamo il va comunque pensiero sempre rock Radio oggi. Padania. Vabbè, raga, che vi devo dire, è così. Ho detto già ieri, devo estendere il velo pietoso su sto cacchio di referendum. Comunque la cosa impressionante ma il Piemonte, io l'ho sempre detto, Piemonte, non tanto il Piemonte, Torino è una città comunista, una città triste, ma Vero. adesso non voglio parlare di Torino perché È ci devo Torino purtroppo a volte che ha andare, mi sta tirato pure il sulle no. scatole, È vero. indipendentemente da tutto, va bene. E l'unica cosa che mi preoccupa è il fatto di aver ascoltato che determinati magistrati hanno detto no, noi questo non lo vogliamo, quindi contro quello che il governo decide. Ma allora ci si metta d'accordo, chi è che comanda? Chi è che dà le disposizioni? La magistratura o il governo? Perché se il governo non è capace a fare delle leggi per opporsi a questo schifo di sistema e a raddrizzare, come dice il buon Boschi, quello bisognerebbe raddrizzarlo, quel poveretto, era uno che aveva pure la schiena storta, vabbè. Ma a parte la battuta, bisogna trovare qualche maniera, in maniera tale che il governo possa fare queste leggi, ma i magistrati non debbano interferire, e questa è la fregatura. Allora comandano i magistrati, benissimo, date in mano loro il Parlamento, fate fare loro le cose, il discorso finisce lì. Oh, che scatolame, ciao. Hai reso bene l'idea. Dai, Sammy, è stato un calcio nel sedere alla Meloni, che dal giorno in cui si è insediata ha fatto il contrario di quanto aveva promesso in campagna elettorale, a partire dagli sbarchi. E io rispondo a questo ascoltatore, non è stato fatto il contrario. La Lega voleva fare e ha fatto parecchio. Problema che poi tutto viene annacquato da un certo centrodestra ben pensante e poi da giudici e magistrati. Vero, vero, vero. Intanto mi segnalano da Bergamo News riguardo il coro degli alpini ai funerali di Bossi. L'avete ascoltato, abbiamo trasmesso in diretta e anche replicato. L'ANA segnala che è stata un'iniziativa locale non concordata con la sede nazionale. Sammy, ti mando questa foto postata su Bergamo News che mi ha fatto molto incazzare. Anche per cantare i nostri alpini devono avere l'autorizzazione ANA nazionale, ma sono diventati tutti scemi. Riprendiamoci il nostro territorio velocemente, e grande onore a Bossi. Santa polenta. Seguendo il ragionamento di Gratteri, ragazzi, oggi Gratteri ovunque, siamo qui tutti che ci grattiamo in redazione, Gratteri ovunque, su qualunque giornale c'è l'intervista a Gratteri, lo amiamo, lo sposiamo, gliene facciamo di tutti i colori, e se non entra in politica è scemo politicamente, non oserei mai. Seguendo il ragionamento di Gratteri, le regioni dove ha vinto il sì sono mafiose, colluse e corrotte, quindi sono fari dell'antimafia. Sicilia, Calabria, Campania, Puglia. Ma sì, ragazzi miei, è il motivo per cui non mi sto soffermando più di tanto su queste argomentazioni. Penso che ci sia qualcosa di più importante da mettervi sul tavolo. Ascoltatemi e vedrete.
Quante frasi di Bossi ora, ma non lo cercava nessuno dei dirigenti leghisti, anche se malato, pensiamoci. E ancora, lo stesso referente degli onorevoli ha detto che era dal 22 che non lo sentiva. Beh, a parte che il capo negli ultimi anni era difficile anche capire quello che dicesse. E poi quando parlava aveva i pensieri che non erano certamente a favore di Matteo Salvini, della Lega, ma la pensava in modo differente. E certamente noi ci mettavamo in tasca i suoi consigli, ma non si poteva seguire cosa facevamo? Uscivamo dal governo, ce ne andavamo via, eccetera. I padri sono fatti per essere ascoltati, per mettere in tasca i loro consigli, e poi quello che si riesce ad applicare lo si applica, non certamente tutto quanto. Italia Paes Simmerd. Gino, stai entrando proprio veramente nel volgare, ma volgare brutto. Lorenzo da Como, ciao Sammy, Giorgia ha sì bisogno di un piano B, ma forse ancor più di un nuovo lato B, visto l'esito nefasto del referendum, nel senso che, vabbè, è stata un po' più di culo, un po' più di fortuna, dici? Ho capito che devo chiamare l'astrologa. Salve Varin, ma se facessero una centrale nucleare a un paio di chilometri da casa sua, che farebbe? Ma veramente ce l'ho già, perché io abito a 10 chilometri dalla Svizzera e lì cominciano le centrali nucleari. Secondo me sarebbe il capofila del comitato del no, quindi va tutto a bene, ma non a casa mia. Ma Francesco, non sono d'accordo con te. Io voglio una centralina nucleare davanti a casa. Quelle di oggi sono molto più sicure di quelle di ieri e di altre cose. È più insicuro fare un viaggio da Cassano Magnago fino a Via Bellerio in automobile, te l'assicuro. No, assolutamente non doveva vincere il no, e assolutamente non doveva dare le dimissioni il vice della giustizia, e tifo per chi ha detto la magistratura è come un plotone d'esecuzione. Infatti il loro inno l'hanno cantato, bella ciao, vomito. E andiamo a vomitare, andiamo da un'altra parte, certo. Continuate a scrivermi, ragazzi, conto su di voi. 340 6709 659. Siamo ritornati sul quotidiano La Stampa, stanno litigando anche su Roma Capitale. Ma io la ritirerei questa cosa, parliamo di Milano a questo punto? Non vi interessa più Roma Capitale? Parliamo di Milano Capitale, d'accordo. Dario Franceschini, intervistato a pagina 11 della Stampa. E ti sei ficcato in questo guaio, Sammy Varin. Per Meloni si apre un anno di calvario, ma non abbandoniamoci all'euforia. Ok? L'ex segretario Dem Franceschini dice: per le primarie serve metodo, se mal gestite diventano autolesioniste. Le dimissioni di Del Mastro e Bartolozzi sono atti dovuti. La Premier non può adagiarsi a un rassegnato declino e deve far vedere che cambia qualcosa. Anche qui paginone su Franceschini, così come a pagina 13 paginone su Nicola Gratteri. Contro di me campagna feroce e brutale, ora ripartiamo dal rispetto reciproco. Il procuratore di Napoli, lo amiamo, questa riforma arrogante voleva punire i magistrati, i cittadini hanno difeso la carta. E ancora, non ho mai detto che tutti i sostenitori del sì fossero mafiosi o massoni deviati, ma solo che mafiosi e massoni deviati avrebbero votato sì. Dunque, aspetta, nel senso che noi che abbiamo votato sì non siamo mafiosi deviati, ma i mafiosi deviati avrebbero votato sì. Vabbè, lasciamo stare. Il quotidiano La Stampa vi aspetta, chiaramente, tutto vostro. Io ci sono andato perché c'è l'intervista a Federica, ma a pagina 14 si parla anche di questo nuovo partito dei giovani, che non capiamo ancora cosa vogliono fare e che hanno un po' scombussolato l'esito del referendum. Con il no del 57% degli under 35, quelli che sono sotto i 35 anni, ha deciso il risultato, il partito dei giovani. Gli analisti però dicono sbagliato assegnare quei voti a forze politiche. Ragazzi, non sono del PD questi voti, capito mi hai? Per quello che se ci fossero delle elezioni vere,
Intervista a Landini. Un voto contro l'autoritarismo, governo arrogante, ora ascolti. Il segretario della CGIL, sempre sulla Stampa, i ragazzi ci sono quando si tratta di diritti. E te l'ho detto, è un discorso che bisogna fare, comunque capire perché questi ragazzi si sono alzati, hanno alzato il famoso culo, come dicevo io negli scorsi giorni, hanno alzato il culo dal divano e sono andati a votare. Sulla Stampa, ma anche su tanti altri quotidiani, ne parleremo oggi alle 9 con il sottosegretario Morelli, si parla anche dei costi di benzina, gas, gasolio, il Qatar taglia il gas per cause di forza maggiore, mercati sotto pressione. Ricordiamo che l'Italia è tra i primi importatori di GNL qatariota, da Doha il 42% delle riserve. La Commissione europea rinvia il regolamento sullo stop al petrolio russo. Rinvia il regolamento sullo stop al petrolio russo. Petrolio, chi vince, chi perde. Altro paginone a pagina 19 del quotidiano La Stampa. E per oggi direi che basta anche del quotidiano La Stampa. Vi ho messo sul tavolo qualcosina di interessante che fa chiacchierar. E allora dove andiamo? E allora andiamo sul quotidiano La Verità, signori. La Verità di quest'oggi titola: La Meloni fa piazza pulita. Al Ministero della Giustizia si dimettono il sottosegretario Del Mastro per i suoi affari con la famiglia di un carcerato e il braccio destro di Nordio. Palazzo Chigi spinge per il passo indietro della Santanchè. Serve stabilità, non chi parla troppo e frequenta male. Bella frase, eh? Chi parla troppo e frequenta male. E aggiungo io, e viene comunque chiamato in televisione un giorno sì e un giorno no. Strano, eh? Boh, cos'è, non ti sta simpatico Del Mastro, Sammy Varin? No, mi chiedevo perché, boh. Il Presidente del Consiglio non vuole chiedere la fiducia alle Camere, non c'è alcuna crisi. E le foto, naturalmente, dell'ex capo di gabinetto di Nordio Bartolozzi, l'ex vice ministro della Giustizia Del Mastro e il ministro Santanchè. Oggi, in centropagina della Verità, oggi la battaglia di Algeri per il gas. Allo studio altri sgravi sulla benzina, e questa è una buona notizia, ragazzi miei, perché ci siamo accorti che praticamente è aumentato tutto di nuovo, il gasolio è già sopra i 2 euro in molte pompe. Se la vostra pompa preferita è ancora sotto i 2 euro, vi conviene farlo se ne avete bisogno. Il Qatar ferma l'export, premier oggi nel paese nordafricano per avere flussi certi e trattare sul prezzo. Diesel ancora sopra i 2 euro al litro. Pichetto, valutiamo interventi sulle accise. E chiaramente sarebbe un bel colpo, tu dici tanto l'Italia è già conciata male tra debito pubblico, togliamo tutte le accise per una settimana. Ti immagini che code per fare benzina, ragazzi miei? È un po' esagerato. Siamo sempre sul quotidiano La Verità. Francesco Borgonovo, quando fa un editoriale lui, chiaramente è un buon motivo per leggere La Verità, praticamente quasi tutti i giorni. Oggi c'è un libro con La Verità che parla di remigrazione, è il caso che ve lo procuriate. Si può ripartire dalla sicurezza, remigrazione per chi delinque, che è quello che diciamo noi su queste frequenze già da tempo. Tra i titoli del quotidiano La Verità in prima pagina, che si avvicina a essere uno dei quotidiani che oggi dovete comprare se passate davanti a un edicolante, se l'edicolante parla ancora l'italiano. Non bastava il Mercosur. A fare questo articolo è Carlo Cambi, che sentite spesso, fa divertentemente arrabbiare su queste frequenze. Non bastava il Mercosur. Ursula ci svende. Ora in Australia potranno chiamare il vino Prosecco. Chissà cosa ne pensa Zaia di questa cosa. Ursula von der Leyen brinda alla faccia nostra con l'ok al Prosecco australiano. Bruxelles sigla l'ennesimo accordo che ci sfavorisce. I produttori dell'isola potranno chiamare il loro vino come quello veneto. Lo stesso vale per il Parmesan. In cambio otterremo il taglio dell'export di carne di agnello e manzo. Ragazzi, facciamo i baratti!
Entriamo all'interno e voilà, signore e signori, ecco chi erano le toghe che a Napoli saltellavano contro la Meloni. Molti di voi mi hanno chiesto nomi e cognomi, ce li svela Fabio Amendolara, pagina 7 del quotidiano La Verità. Tra i festanti il procuratore Policastro, che evocava la P2, e l'ex consigliere del CSM Ardituro, di cui Palamara diceva ci dirà pure come andare a pisciare. Cori contro la collega Imparato, considerata vicina alla destra, ed è in questo momento la nostra eroina. La Sorrentino si occupa di minori, Landolfi invece è in forza alla pubblica amministrazione. C'erano Maria Teresa Orlando della Procura Europea e la GIP Carla Sarno. Attenti, se andate in mano a questi signori, non so che faranno di voi. Naturalmente scherziamo, solo perché cantavano chi non salta la Meloni e poi cantavano Bella ciao. Quante storie, Sammy Varin, dai. Comprati piuttosto questo libro, Remigrazione, Martin Sellner, il libro più discusso d'Europa, in edicola in questi giorni a soli 10,90 € oltre al prezzo del giornale, con Panorama e La Verità. Remigrazione, la prefazione di Francesco Borgonovo che giustamente a pagina 13 scrive: ora va affrontato il problema immigrazione. Superate le dispute sulla giustizia, il governo deve concentrarsi su temi più urgenti per i cittadini, come i clandestini. Tra gli obiettivi da proporre, la remigrazione è certo quello più ostico da realizzare, ma anche il più rivoluzionario e rispettoso delle identità dei popoli. E chiaramente, signori, sapete che in aprile è in arrivo una grande manifestazione della Lega proprio su questi argomenti. Padroni a casa nostra, diremo in aprile. Cominciate a contattare la sezione della Lega più vicina a voi, prenotate il pullman che da tutta Italia vi porterà a Milano in Piazza Duomo, ma torneremo a parlarne. Siamo realisti, non è una passeggiata, scrive Francesco Borgonovo oggi sulla Verità, vista anche la dura opposizione a sinistra, in più adesso abbiamo pure i magistrati incazzati, ma ciò che conta è iniziare a discutere un modello diverso, comprensibile ai più. Il libro di Sellner, oggi in edicola, è stato bollato come razzista e fascistoide, quando invece suggerisce rientro in patria retribuito e volontario degli stranieri, che non è scoprire l'acqua calda, è già successo in molte zone del mondo e anche d'Italia, ma bisogna fare qualcosa di più, con il permesso naturalmente di quelli che comandano questa Italia, e quindi magistrati e giudici. Ce lo permetteranno mai? Che cosa dite? Ritorniamo sul quotidiano La Verità. Dove siamo? Siamo in taglio basso, la pagina è la numero 17, altro argomento che ha risvegliato Sammy Varin. Cosa succede sotto le lenzuola? Storica canzone di Adriano Celentano. L'Italia a letto è meno fluida di quanto dicono. È uscito il rapporto Censis. La maggioranza preferisce la monogamia e si riconosce in un genere. Attenzione, questo lo dice La Verità. Giurin giureta che, se giriamo da un'altra parte, si parla anche di coppia che diventa a tre. Facciamolo in tre, facciamolo strano. Ogni giornale interpreta, sono articoli scritti da qualche magistrato, interpreta il rapporto Censis come pare a lui. La Verità dice: altro che rivoluzione dei costumi, se si guarda ai dati, quelli veri, più che alle narrazioni, la fotografia dell'Italia sotto le lenzuola è molto più tradizionale di quanto si racconti. A dirlo è il nuovo rapporto del Censis sulla sessualità degli italiani, che restituisce un'immagine lontana dagli stereotipi più diffusi. Oltre l'80% degli intervistati dichiara di avere rapporti esclusivamente con il proprio partner. Qua mi fermo, ma ribadisco e discoriba. Se avete altri pensieri per la testa, dai, ditemelo. 340-6709-659. Parliamo anche di sesso, rassegna stampa. Dai. Pagina 18 della Verità. Anche questo è un argomento di cui parla solo il quotidiano La Verità. Penso che sia da acquistare oggi. Ursula brinda alla faccia nostra.
con l'ok al prosecco australiano. Mi sto incazzando. Bruxelles sigla l'ennesimo accordo che ci sfavorisce, cioè c'è già il Mercosur, ragazzi, con i contadini disperati, saremo invasi da merce schifosa che non costerà un cazzo e la compreremo, certo. Un accordo che ci sfavorisce? I produttori dell'isola dell'Australia potranno chiamare il loro vino come quello veneto, ok? Prosecco. Lo stesso vale per il Parmesan. In cambio, il taglio dell'export di carne di agnello e manzo. Se ne occupa anche qui Carlo Cambi. Ormai Ursula von der Leyen è intenzionata a passare alla storia come colei che ha svenduto l'agroalimentare europeo per far quattrini alle industrie automobilistiche tedesche, prendendosi una rivincita commerciale su Donald Trump, che a Nostra Signora dell'Unione non sta affatto simpatico. Da Canberra annuncia che oggi firma l'ennesimo accordo storico con l'Australia. Anche questo è in gestazione da 18 anni ed è la fotocopia del Mercosur. Ci guadagnano industria e finanza, ci perdono gli agricoltori. Qua mi fermo, non voglio rovinarvi la colazione, signori. L'intesa è un insulto, legalizza l'imitazione delle eccellenze, dicono i 5 Stelle. Se lo dicono loro, ragazzi. I formaggi simili a quelli tricolore saranno esportati a dazio zero. Dall'Australia, ok? Bene, anzi male. Giro la pagina, se ne parla oggi sulla Verità, ma su tutti i quotidiani, signori. È stato sospeso il progetto per realizzare la stazione spaziale Gateway, ma la NASA annuncia la costruzione di una base lunare dal 2029, quindi se meditate di mollare veramente questa vita normale, la NASA sospende il progetto per la realizzazione della stazione spaziale Gateway nell'orbita lunare per concentrarsi invece sulla costruzione di una base lunare. Quindi perché stare in orbita a girare tutto il giorno? Andiamo direttamente a farci una casetta. 20 miliardi di dollari stanziati per raggiungere l'obiettivo di una presenza umana duratura sulla Luna. La costruzione della base lunare dovrebbe partire nel 2029. Senchia du pass, ragazzi miei, siate felici. Vi porto sul Libero. La motosega di Giorgia, controffensiva Meloni, motosega, Bartolozzi si dimette, Del Mastro la segue, ma non ho fatto nulla. Palazzo Chigi spinge anche la Santanchè all'addio, gelo col Premier, ok? Ma in centropagine primarie in vista tra Conte e Delli, ora è faida, sfida per la leadership, ma la sinistra non ha i numeri per vincere e vediamo con i cannoni i due protagonisti. Siamo sempre sul quotidiano Libero, in prima pagina. Storace vi racconta cosa succede quando si lascia, a proposito di dimissioni. E poi l'editoriale di Mario Secchi, procure agitate, ora Mattarella riporti la calma, e Mario Secchi riassume cos'è successo nel voto del referendum. Chiaramente anche questo editoriale da prendere in considerazione. All'interno si arriva ai deliri rossi, signori. Vi siete accorti che con la vittoria al referendum ne stanno sparando di tutti i colori, ragazzi miei? Deliri rossi su Trump, Gaza, femminicidi, c'è roba che non c'entra nulla con il referendum. Schlein dice battuti Donald e Orban. E che cosa c'entra? Concita vince la generazione Cecchettin. Saviano invoca il modello Parigi. Ma davvero? Allora la Schlein dice: dall'Italia arriva la prima e vera battuta d'arresto della destra nazionalista dall'Ungheria all'America. Concita di Repubblica: è stata anche una vittoria della generazione Gaza e di quella Cecchettin per le donne uccise. Saviano: se vogliono fermare questa estrema destra, i riformisti devono guardare al sindaco socialista di Parigi. Sì, a Nizza non guarda però. Fiorella Mannoia: grazie ai giovani per aver salvato la Costituzione, Napoli è stata la prima a cacciare i nazisti. Se volete divertirvi, pagina 7 quest'oggi del quotidiano Libero, che poi ricorda Raffaele Giuliani. Non è morto, ma è l'influencer amico del PD
che è entrato in Rai. Altro che Telemeloni, abbiamo vinto, il no ha vinto. Grazie a tutti, in questi mesi di estrema fatica mi siete sempre stati vicini. Grazie di cuore a chiunque abbia votato e lottato. Grazie. Testo e musica di Raffaele Giuliani, il nuovo volto social della sinistra, che oggi sarà ospite di Rai News 24. Altro che Telemeloni, come cianciano da tempo le opposizioni. Giro la pagina, Giorgia non devi mollare. Un fracco di gente sta scrivendo anche a Libero, oltre al quotidiano La Verità, ma qui a Radio Libertà, ragazzi miei, vi dico, i messaggi sono triplicati nel giro di qualche giorno, complice anche naturalmente la morte del nostro capo Umberto Bossi, ma in generale quando uno sente troppi pareri, a quel punto vuole capire cosa sta succedendo sentendo una radio fuori dal coro e va a cercare noi di Radio Libertà. Giorgia non devi mollare, la voce dei nostri lettori, dalla propaganda rossa alla spaccatura del paese fino alle prossime mosse del governo. Ecco cosa pensa davvero il popolo di centrodestra, e tante lettere arrivate al quotidiano Libero, ma anche un fracco di WhatsApp che tra poco vi leggerò. Prima però, dopo la pausa, un articolo che non dovete assolutamente mancare. Oggi sul quotidiano Libero si parla di Bossi e la fede. Hanno intervistato Don Zuccato, il prete che l'ha accolto a messa in quel di Luino. Ha cercato Dio fino alla fine. Tra poco vi leggo l'articolo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. La gente parla, condanna nei suoi lunghi giorni, si affanna a controllare cosa fai, a giudicare, a mormorare, sputa sempre una sentenza di condanna a soluzione, la mano lava l'altra, loro non sono sporchi mai e non c'è spazio per la comprensione. Sono tutti esperti e danno la soluzione. Ma voi sempre guardare gli altri, perché la vostra vita nessuno la racconterà. Mai, mai, mai. La gente parla, condanna nei suoi vuoti giorni, si affanna a simulare situazioni nelle quali ci sei tu. Ama poi scandalizzarsi per chi tradisce o per chi ama, una mano lava l'altra, loro non sono sporchi mai e non c'è spazio per la comprensione. Sono tutti esperti e danno la soluzione. Ma voi sempre a guardare gli altri, perché la vostra vita nessuno la racconterà. Ma voi sempre a guardare gli altri, perché la vostra vita nessuno la racconterà. Mai, mai. Se la gente sapesse guardare a fondo l'abisso ed il pozzo della verità, se la gente sapesse guardare al mondo, guardarsi allo specchio, l'effetto che fa, musichignanti e sete impura, non ha dignità quando guarda se stessa, la gente affonda, perciò non lo fai.
nei suoi lunghi giorni si affanna a controllare cosa fai, a giudicarti, a mormorare. Tutta sempre una sentenza, ti condanna e mai ti assolve, ma stai certo nel privato, fa quel cazzo che vuoi fare. Roba buona, roba da ascoltare e riascoltare perché fa pensare. Il nuovo album di Simone Perron, la canzone che avete avuto in ascolto è Gente. Leon per gli amici, è cantautore, scrittore, politico della Lega Valdostana, è autore di saggi storici e filosofici, tra cui l'ultimo che si chiama Sguardi nell'abisso. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Ci attende un temporaneo aumento della pressione atmosferica su gran parte del nostro paese. In mattinata un ampio soleggiamento interesserà un po' tutta la penisola, sebbene con maggior presenza di nubi sulle regioni centro-meridionali, ma senza fenomeni associati. Nel pomeriggio poi aumenterà l'instabilità su Alpi e Prealpi, dove potranno verificarsi dei rovesci, possibili deboli piogge anche sulla Liguria di Levante, tempo stabile altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Ed eccolo qui, Sammy Varini ancora in onda con voi, grazie a tutti voi che ci accendete anche più avanti col tempo, ma lo sapete, poi ritrovate questa rassegna stampa su Facebook, su YouTube, basta cercare Radio Libertà o cercare Lega Salvini Premier su Facebook con più di 1 milione di follower, ragazzi. Pensate quanti siamo ad ascoltare le fregnacce di Sammy Varini. Non sono fregnacce, anzi, cerchiamo di prendere da ogni quotidiano il meglio, secondo noi, che vi conosciamo benissimo. Voi, leghisti celoduristi, voi che fate il tifo per il governo di centrodestra, voi che però non siete tanto contenti di questo governo e pensate che potrebbe fare molto di più e vi chiedete perché non fa di più. Io ve lo spiego quasi ogni giorno. Grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo, ragazzi. Siete in tantissimi. 340-6709-659. Ci vuole così poco per dire ci sono anch'io. Voglio dire la mia. E allora sul cursore sentiamo che cosa dice questo. Arriva, non arriva, ve l'ho detto, probabilmente abbiamo la memoria del computer un po'. Riproviamo? Niente da fare, vabbè, mi scuso, ma siamo corti di memoria. E allora leggiamo. Ha vinto il sì. È arrivato. I 12 milioni e mezzo hanno votato per il referendum nel merito. I 14 milioni e 14 mila hanno votato contro il governo. Quindi ha vinto nel merito, ha vinto il sì. E la responsabilità civile del magistrato, che sembra dei dio in terra, ci vuole, devono farsi la sua bella polizzetta come tutti i professionisti. Quando sbagliano, e sbagliano tanto a volte, devono pagare tramite la sua polizza e non far pagare a noi. Ok? Buongiorno, ciao Sammy. Grazie della meditazione. Hola Sammy, ma il Bella Ciao è diventato inno di Stato? Sti vigliacchi di giuristi? No, assolutamente non così cattivi, però diciamo che è un inno appena strumentalizzato, è vero? La prossima volta che liberano un pluripregiudicato extracomunitario che esce e uccide una donna, devono stare tutti zitti i fenomeni del no. Alfonso, qualcuno dica alla Meloni che se vuole recuperare consensi smetta di foraggiare il cocainomane e riallacci i rapporti con la Russia, ragazzi. Lo so, non si può dire, però cominciamo tutti, anche secondo i sondaggi, a guardarci verso la Russia. Un messaggio audio, vediamo se il computer ce lo fa mandare. Ciao Sammy, sono Walter. Uela. Dicevi del libro L'immigrazione che c'è con la verità. Sì. L'immigrazione, per poterla attuare devi sempre avere l'ok dei giudici. Io suppongo che ci siano delle altre strade legali, creare un'emergenza sicurezza, visto che le emergenze sono all'ordine del giorno, e fare in modo che il governo, non lo Stato, il governo possa allontanare la gente in funzione del fatto che creano dissidio, creano paura nel popolo. Penso che questa strada sia percorribile, cazzo, paghiamo migliaia di avvocati
e non facciamo un cazzo. Cioè, non ho capito. Se aspettiamo poi che siano i giudici a cacciare a casa quelli che delinquono, se col cazzo, come si dice a Milano. Lo so, caro. Purtroppo abbiamo visto in queste settimane, dobbiamo vedercela con certi giudici e anche con certi medici che fanno falsi certificati per cui l'immigrato non può essere rimpatriato. Ancora WhatsApp 3406709659, dovete memorizzare questo numero perché vi serve in qualunque momento del giorno o della notte. Se avete qualcosa da segnalare, una pompa di benzina che ha dei prezzi paurosamente belli, mi fate la foto, mi dite dove si trova e noi la pubblicizziamo. Sammy, la tua rassegna stampa, non oso leggere cosa scrive questa. Sammy, la tua rassegna stampa mi rallegra sempre con il tuo spirito ironico, ma che palle leggere questi articoli stolti. Pensate a me quando vi alzate la mattina, dovremmo farlo, come, ecco, adesso dico una castroneria e poi c'è Grimoldi Marco che mi fa il gadget. Sì, voglio la calamita da attaccare sull'automobile. Sapete che si usava un tempo la calamita con la fotografia di vostra moglie, del vostro figlioletto, con scritto pensa a me, va piano, pensa a me, ok? Questa volta perché devi dire queste cose? Che lo fa davvero questo gadget. La calamita da mettere sul cruscotto dell'auto con la faccia di Sammy Varin, va bene anche quella coi capelli verdi e sotto va piano, pensa a me. Mi caccio nei guai. C'è già la mia foto coi capelli verdi, l'avete depredata Pontida, 5 euro per ogni foto. Siete dei pazzi, siete dei mostri, ma non vi vergognate. Ha vinto il no per la politica sballata della Meloni, soprattutto estera. E chi l'ha rivotata la von der Leyen? Chi l'ha riconfermata? La Meloni e Tajani, vero? La Lega no di certo. Ragazzi, c'ho messaggi fino a domani mattina, ancora uno, dai, l'ultimo. Ma lo capiamo o no? Dopo almeno 20 anni che l'Europa ha sempre avuto come obiettivo la distruzione dell'Italia, invidiata da tutti e sempre invasa per quello, referendum per cominciare l'addio a Bruxelles e Francoforte. Anche l'addio al governo però, se proponiamo una roba del genere. Allora Franceschini, quando voi siete al governo comandate voi, quando c'è qualcun altro al governo devono ascoltare voi. È vero, vi siete accorti di come stanno facendo i professorini in ogni intervista adesso? È vero? Il guaio di tutto è di Forza Italia che non ha votato la Casellati del loro stesso partito. Sarebbero cambiate tante cose. Mi rituffo sui quotidiani, ve l'ho promesso, sono a pagina 11 di Libero. Ecco l'articolo, fammelo vedere, bello, che ricorda che Bossi si era avvicinato alla fede negli ultimi anni. Ha cercato Dio fino alla fine. L'Umberto Mangiapreti, che se la prendeva anche col Papa, l'Umberto pagano con l'ampolla e il Dio Po, e l'Umberto cristiano convinto che nell'ultimo periodo della sua vita si è riavvicinato al cristianesimo, scrive Fabio Rubini oggi sul quotidiano Libero, ammesso che non se ne sia mai stato così lontano, perché in fondo anche il Bossi politico, nella sua istrionicità, era come un celebrante di una messa laica, ma con profonde radici cristiane. A svelare il rapporto con la fede di Bossi negli ultimi anni della sua vita è stato Don Cesare Zuccato, parroco di Luino, in provincia di Varese, che in una intervista a Famiglia Cristiana ha raccontato che il Bossi che ho conosciuto io, segnato dalla malattia, era ben diverso. Ha compiuto un autentico percorso di fede cristiana. Ci eravamo conosciuti attraverso un comune amico, il senatore Giuseppe Leoni, 3 o 4 anni fa, e lui ha cominciato a frequentare la messa, accompagnato dallo stesso Leoni e dalla moglie Emanuela, nella chiesa di Buguggiate, di cui ero parroco prima di trasferirmi lo scorso autunno a Luino. Don Zuccato svela che a Bossi piaceva che durante la messa si suonasse l'organo, me lo chiedeva espressamente. Con la messa ci vuole l'organo, diceva. E racconta l'ultimo incontro col senatore, avvenuto in una chiesa normale, senza alcuna pretesa di lusso. L'ho anche confessato, ma naturalmente sui contenuti non dirò nulla. L'unica cosa che posso dire è che in fondo ha sempre ascoltato quel che diceva la Chiesa, anche se poi, soprattutto in gioventù, la interpretava a modo suo. E ancora, la mia impressione è stata quella di un uomo che ha fatto i conti con Dio, che si è sempre interrogato di fronte al Padre Eterno, che ha ripercorso la sua vita, quello che gli è successo, e ha sempre cercato il rapporto con il Signore, oltre che il suo.
perdono. Sempre nell'ultimo incontro abbiamo recitato tutti insieme il Padre Nostro su suo invito e poi ci siamo salutati. Ci eravamo dati appuntamento a prima di Pasqua. Non pensava certo che la sua vita terrena si sarebbe spenta da lì a un mese. Era malato, ma lucido, sereno, stava relativamente bene. Faceva i suoi ragionamenti e anche molte battute. Infine Don Zuccato ricorda con particolare affetto una frase pronunciata da Umberto Bossi. Diceva che fare politica è come essere innamorati, per cui ti viene la passione per le cose che succedono, per i cambiamenti che si possono fare, non è soltanto un lavoro. Questa cosa qui mi ha proprio colpito e secondo me è una cosa bella. E poi dicevo della casa in cui viveva, della vita che faceva, come un pensionato qualunque. Da quello che ho visto non era certo un politico che si era arricchito. Così l'intervista a Don Zuccato, oggi a pagina 11 del quotidiano Libero. Buon motivo anche qui acquistare questo quotidiano, che si occupa poi a pagina 17, via dalla Terra, ma quale stazione orbitante? La NASA vuole fare la base lunare, l'annuncio dell'ente astronautico americano. Qualcuno vuole andare sulla Luna? Chi ci mandiamo sulla Luna? Non fatevi venire idee strane, ragazzi, immigrati clandestini, razzisti che non siete altro. Sospeso il progetto Gateway per concentrarsi sul sogno di garantire una presenza umana duratura sulla Luna. Il programma Artemis prevede una struttura operativa entro il 2030. Senchia du Pass, prima una trentina di esplorazioni robotiche, poi via agli assemblaggi di infrastrutture. In questa impresa gli Stati Uniti hanno Pechino come principale competitor. E poi una missione cinese con i primi pomodori coltivati nello spazio, pomodori coltivati e raccolti in orbita. In orbita, a bordo della stazione orbitante cinese Tiangong, l'equipaggio della missione Shenzhou 21 ha per l'appunto raccolto i primi pomodori mai coltivati direttamente nello spazio, una cosa oggi clamorosa, ma che diventerà normale in futuro, visto che già diverse missioni spaziali hanno portato al di fuori dell'atmosfera terrestre anche altri cibi da poter coltivare. La coltivazione è avvenuta grazie a un sistema aeroponico sviluppato dal centro di addestramento astronautico cinese, niente terreno, niente contenitori tradizionali, l'acqua viene trasformata in una nebbia finissima spruzzata direttamente sulle radici che restano sospese nell'aria e ricevono in continuo nutrienti e ossigeno. Chissà se li hanno poi provati questi pomodori, è vero. Giriamo la pagina, siamo sul Libero. Certo, si ricorda il grandissimo Gino Paoli, le donne, la politica, i lutti, il tentato suicidio, le 1000 vite di Gino Paoli, rivoluzionato dalla musica, rivoluzionario della musica. E poi anche il parere di Vasco ci ha insegnato cosa è un interprete. Sempre sul Libero, tante pagine per ricordare Gino Paoli, aneddoti e segreti dei pezzi più belli. Ma a noi interessa che oggi i genitori del Bosco saranno in visita al Senato. L'incontro a Palazzo Madama voluto dal presidente La Russa. Nathan in difficoltà con la cravatta. Si ride e si scherza, ma il problema resta sempre lì e chiaramente tra 10 minuti arriva Alessandro Morelli e magari chiediamo qualcosa a lui. Nel panino milanese di Libero, Beppe in cerca di un posto in politica. Il primo cittadino Beppe Sala si autoassolve su tutto e guarda avanti. Il sindaco di Milano pensa al dopo Sala, ma servono le condizioni. Il centrodestra si occupi della città e sul fronte sindaco è proprio la Lega che sta mettendo fretta a Forza Italia e meno male. Dopo il referendum riparte il dibattito per le comunali. Candidato civico, la Lega mette fretta a Forza Italia. L'Azzurro Sorte insiste sulla società civile, pensando al caso del municipio. Verri della Lega allora va scelto subito. Insomma, l'importante è decidere, ok? Non aspettiamo l'ultimo momento per scegliere il candidato, perché non si fa in tempo a farlo conoscere, a meno che non sia un personaggio da tutti conosciuto. Ma dove lo trovi? Beppe cerca un posto e si autoassolve su tutto, anche all'interno, ma soprattutto in taglio basso. A Lecco la sinistra fa i comizi in moschea.
dove fu osannato Baby Gang, il primo cittadino dagli islamici. Insieme abbiamo riconosciuto questo luogo, ira della Lega. Massimo Sanvito lo scrive nel panino milanese di Libero quest'oggi. Ci sarà un appuntamento importante per questa città. Lo sapete che Lecco è tra le città importanti che vanno al voto il 24 e 25 maggio. Il sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, è accolto tra gli applausi della comunità musulmana che riempie i tappeti della moschea. Credo che chiunque di voi liberatamente possa scegliere di contribuire per il futuro della città e del territorio e potrà farlo nella maniera più libera e generosa. Io mi fermo, ragazzi, è da leggere questo articolo. A Lecco la sinistra fa i comizi in moschea. Non posso vomitare qui davanti al microfono, non posso. All'interno, pagina 35 del panino milanese di Libero, la Lega apre al candidato civico. In Forza Italia malumori per la sconfitta del sì. Enrico Paoli. Verri, che è il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Alessandro Verri, è favorevole a un nome scelto nella società civile, purché si parta ora, adesso. Gli alleati pescano consensi in centro, ma in periferia si deve recuperare. Per gli azzurri si apre il caso Milano. E allora che stiamo a fare? Ora occorre ragionare fuori dai soliti schemi per allargare, dice la Lega, dice Verri, e naturalmente io aspetto da voi un consiglio, vi prego, ne abbiamo disperatamente bisogno. Chi facciamo candidato sindaco a Milano? 340 6709 659. La Salis sale in cattedra al liceo Leonardo. Ma pensa che sorpresa, dico, oggi viene la Salis, dai! Monologo di 45 minuti sull'Ungheria e sulle carceri italiane, che lei conosce benissimo, non penso. Quelle ungheresi, sì. Un docente inopportuno invitare certi politici. Insomma, la sinistra cerca proseliti e mi sa che li ha trovati, visto il risultato del referendum. Accolta dagli studenti come una celebrità, interrogata quasi fosse un oracolo su tutti i temi della politica italiana, non si può descrivere diversamente l'approdo di Ilaria Salis al liceo scientifico Leonardo da Vinci di Milano nella prima mattinata di ieri. Mi fermo. Sì, altrimenti non lo comprate più il quotidiano Libero, ragazzi miei. Io vi metto sul tavolo gli argomenti, poi dovete scegliere. Scegliere, ad esempio, di acquistare quest'oggi il quotidiano Il Corriere. Perché no? Vi faccio un panorama veloce all'interno. Dopo il titolo Lo scossone nel governo, si parla certamente dell'esecutivo con Del Mastro e Bartolozzi che lasciano l'incarico via Santanchè, direbbe la Meloni. Il braccio di ferro inedito e durissimo con la ministra e la maggioranza pensa alla sfiducia in Parlamento. E poi proprio l'intervista, sì, a pagina 7 del quotidiano Il Corriere, l'intervista con Andrea Del Mastro. Non ho fatto verifiche, sono stato sprovveduto, ma le minacce della mafia dimostrano chi sono. Del Mastro e la società di ristorazione. Mi sono fidato, ci ho solo rimesso. Andavo a cena in quel locale, si mangiava bene, il titolare si lamentava delle spese alte e voleva avviarne uno piccolo per la figlia. Appena ho saputo del suo arresto ho ceduto la mia partecipazione. Chi farebbe una società con il proprio nome sapendo una cosa del genere? Perché non ho dichiarato al Parlamento il passaggio delle quote? Era solo un ritardo, come avviene per molti altri parlamentari. La cena della foto, ero con Bartolozzi, persone del DAP e altre che non ne fanno parte, non ci fu alcuna nomina, escludo che il conto sia stato pagato dal DAP. Questo ed altro nell'intervistona con Del Mastro oggi sul quotidiano Il Corriere, che torna poi sui risultati del referendum. In no tra chi scelse il centrodestra, allarme Sud per la maggioranza. L'Istituto Cattaneo dice: anche se il risultato si traducesse in voti, dalle politiche uscirebbe una maggioranza risicata in Parlamento. U-Trend, le aree in sofferenza, se possono, esprimono dissenso. Quindi il dissenso sarebbe il no al referendum, sarebbe stato espresso dalle aree in sofferenza. Cosa cambia nei flussi elettorali? A Palermo tradisce il 22%, a Napoli 35%. Paginone, se vi interessa, quest'oggi sul quotidiano Il Corriere, che si occupa anch'esso della famiglia nel bosco. I consulenti, i figli
preda di dolore estremo. Ma per gli assistenti sociali i piccoli migliorano. Oggi i genitori di Da La Russa in Senato. Da un lato l'ottimismo degli assistenti sociali della Casa Famiglia, dall'altro la diagnosi degli psichiatri sui piccoli Trevaillon. A circa 20 giorni dall'allontanamento di Catherine Birmingham dai figli, gli esperti certificano un trauma strutturato che confligge con le conclusioni raggiunte dai servizi sociali riguardo a un possibile miglioramento dei bimbi rimasti soli nella struttura di Vasto. Gli uni, e particolarmente la psicologa della comunità, sostengono che i minori si stanno adeguatamente adattando alla nuova situazione per l'assenza della madre, affermando le loro risorse psichiche e capacità di base. Qua mi fermo, ma anche qua, ragazzi miei, è tutto da leggere. Come è da leggere anche, forse l'avrete sentito in TV, il caso di quel bambino che ha salvato la mamma, un bambino di 4 anni. Io e il bambino al telefono, così ha salvato la sua mamma. La mamma dorme, non si sveglia. Dall'altra parte del telefono c'è una voce sottile, incerta, è quella di un bambino di 4 anni, solo in casa accanto alla madre, priva di sensi. Ed è grazie al coraggio di questo piccolo che la donna viene messa in salvo dai soccorritori. A guidarlo al telefono con dolcezza e professionalità, l'infermiera del SUEM di Rovigo, Sharon Cominato, 35 anni. È successo lunedì in un paese del Basso Polesine. Tutto inizia con la chiamata preoccupata di un datore di lavoro al 118. Una sua dipendente non si è presentata e il suo telefono squilla vuoto. Gli operatori la chiamano al cellulare. A rispondere è il figlioletto, l'unico presente in casa. L'infermiera gli parla, lo rassicura e raccoglie informazioni decisive. Intanto ambulanza e vigili del fuoco arrivano sul posto rilevando una fuga di monossido di carbonio. Madre e figlio vengono trasportati all'ospedale di Adria, sono salvi. Appena ho sentito la voce di un bimbo, racconta l'infermiera, gli ho chiesto il nome e l'età, arrivando a contarla insieme a lui sulle dita per metterlo a suo agio. Gli ho parlato come faccio con la mia bimba di 5 anni. Il piccolo era spaventato, sorprendentemente era tranquillo, loquace, collaborativo, mi raccontava anche del suo pupazzo preferito. Quando ha capito la gravità della situazione, fino all'arrivo dei soccorsi sono stati minuti sospesi, solo quando la mamma si è ripresa abbiamo tirato un sospiro di sollievo. Come lo ha tranquillizzato mentre arrivavano i soccorsi? Gli ho detto che era stato un bravo ometto, che sarebbero arrivati tanti amici per aiutarlo e che ero stato io a mandarli. Siete preparati a parlare con i bambini? Risponde, riceviamo una formazione specifica, ma ogni chiamata è diversa. Che emozione le ha lasciato? È stata un'esperienza intensa, ma anche il nostro lavoro. Cosa direbbe oggi a quel bambino? Bravo, lo abbraccerei, gli darei un bel 5. Si è comportato da piccolo, grande eroe. Così la volontaria che ha risposto, l'operatrice sanitaria che ha risposto al telefono e che aveva forse la fortuna di avere un bimbo più o meno della stessa età. Manca una manciata ai minuti alle ore 9, faccio in tempo, sempre dal quotidiano Il Corriere, a segnalarvi quest'altra cosa. All'interno dei pensieri, Enzo D'Enrico, dalla prima pagina, scrive un voto che scuote il Sud, ritornando naturalmente al voto sul referendum. Il no alla riforma ha messo in luce le contraddizioni della destra e le opportunità, ma anche i limiti, della sinistra, scrive oggi Enzo D'Enrico. Se ci si limita a osservare le percentuali da record con cui ovunque, Sardegna compresa, è stato bocciato il quesito referendario, l'esito del futuro duello appare scontato. Da Roma in giù, la sinistra vince a mani basse. La sinistra sarebbe il no. Conquistando territori dove da anni le veniva negato persino il diritto d'asilo. Pensate alla Calabria, che da lunedì sera sembra un enorme sobborgo della California, nido del pensiero liberal e radicale. Peccato però che molti dei luoghi dove il governo Meloni ha incassato la mazzata peggiore siano governati stabilmente
dalla destra e che nulla all'orizzonte lasci presagire cambiamenti di rotta. Non siamo di fronte insomma a un avviso di sfratto, ma a un ossimoro politico dentro il quale si nascondono le contraddizioni di un mezzogiorno attraversato dal cambiamento e le insufficienze strutturali della coalizione alla guida del paese, che soprattutto qui sconta un deficit di classe dirigente ormai macroscopico, al di là del linguaggio di Enzo Del Rico parzialmente incomprensibile. Qualche cosa abbiamo capito, ma ne parla quest'oggi il quotidiano Il Corriere. Certo, ci stiamo per fermare, non prima di avervi letto l'entrata del giornale. Rivoluzione Giorgia, terremoto a Palazzo, ma io volo a pagina 9, signori, perché questa è roba buona, si fa per dire. L'articolo di Giulia Sorrentino. Il partito di Allah in piazza alza il tiro. E ora Sharia. Per settimane hanno creato il nemico genocida. Bahia, vinto anche grazie a noi, e sabato sfilano in corteo. Ci sono il centrodestra e il centrosinistra, così come c'è l'area di centro che al momento non appartiene a nessuna delle due coalizioni, poi un altro partito, ma non si tratta di nessuno di quelli che oggi sono rappresentati in Parlamento. Quel partito è islamista. E finalmente, dopo mesi in cui abbiamo dedicato e delineato ogni aspetto di questa nascita, oggi i protagonisti di questo progetto stanno gettando la maschera. Abbiamo assistito a una mobilitazione che raramente ricordiamo, non c'è stata nemmeno per il referendum indetto da Landini, che in teoria avrebbe dovuto riguardarli, ma ora si sono organizzati e lo hanno fatto in tempo per il referendum sulla riforma della giustizia, perché proprio su questa riforma cosa c'è che li preoccupa tanto di una minore politicizzazione delle toghe? Hanno cominciato a schierarsi, a creare il nemico genocida, a gridare alla necessità di mandare a casa questo governo fascista mesi e mesi prima del voto. Lo hanno fatto nelle piazze, durante assemblee pubbliche e private, nelle moschee, strumentalizzando persino il Ramadan. Hanno reagito alla vittoria del no con ringraziamenti, esultanze, mandando aggiornamento in tempo reale sull'Istanbul. Hanno seguito lo spoglio nei vari gruppi e c'è chi a giochi fatti ha cominciato a scrivere ora Islam e Sharia. I musulmani del no hanno vinto. Qua mi fermo, signori, ma l'articolo che fa paura, sabato questi sfilano in corteo, è a pagina 9 del quotidiano Il Giornale. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Out on the wily, windy moors we throw and fall and green. You had a temper like my jealousy, too hard to critique. How could you leave me when I needed to possess you? I had it too. I loved it too. Yeah, dreams in the night. They told me I was going to lose the fight. Leave me, I am like wuthering, I see it clear. It's me, I can see, I've got a home, so calling me a window. It's me, I can see, I've got a home, so calling me a window. Oh, it got dark, it gets lonely on the other side from you. I find a lot, I find a lot, fall through without you. I come on my glove, cruel here cliff, my one dream, my only muscle. So long I roam in the night, I'm coming back to his side to go the right. I'm coming home to wuthering heights. It's me, I can be, I've got a home,
una delle canzoni più difficili, è Wuthering Heights di Kate Bush, nella versione di Cecilia Quad, cantautrice italianissima, interprete nota per il suo stile cinematografico ed epico. Appena uscito un EP che ve ne dà alla prova. Wuthering Heights, Cecilia Quad ci porta all'appuntamento con l'Italia da fare. Va ora in onda Qui Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Un piacere ritrovare con noi il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessandro Morelli. Ciao! Buongiorno Sammy, buongiorno agli ascoltatori. E allora, naturalmente insieme non abbiamo ancora parlato in questi giorni della morte di Umberto Bossi. Ieri c'è stata la commemorazione in Senato. La nostra radio, che dalle 20:30 di giovedì sospende le trasmissioni, sono corso qua in radio a fermare le macchine e abbiamo trasmesso soltanto la voce di Umberto, intervallata dal Va Pensiero. Salvini, che ha passato l'intera mattinata di venerdì in diretta con noi, domenica i funerali ripresi e replicati da queste frequenze. Come hai accolto tu la notizia della dipartita del capo e che cosa ci ha lasciato? Che cosa dobbiamo portare avanti? Io ho notato un grande risultato in questo senso anche da parte dei nostri ascoltatori, un entusiasmo aumentato dicendo no, non dobbiamo arrendersi. A 20 anni, così come 80 anni, dobbiamo ritornare a portare avanti le idee della Lega, anche se è difficile all'interno di una coalizione di centrodestra dove la Lega non ha purtroppo la maggioranza. Alessandro Morelli. Allora, innanzitutto l'aspetto personale. Noi abbiamo conosciuto Sammy, il capo fin da giovani, lo abbiamo vissuto per tanti anni, abbiamo avuto questa fortuna, io, te e sicuramente tanti altri che lavorando all'allora Radio Padania, al quotidiano La Padania, lavorando in via Bellerio, siamo letteralmente cresciuti con lui e grazie a lui abbiamo imparato tante cose. Tante lezioni sia di politica che di vita. Diciamo un secondo padre, sicuramente un padre politico che ci ha instradato verso quelli che sono non solo dei valori nei quali che abbiamo condiviso e sui quali siamo cresciuti, ma che con il nostro lavoro abbiamo cercato di portare il più possibile in alto, dando visibilità alle tesi di Bossi, alle tesi della Lega, ai valori che, come dicevo, ci rappresentano in maniera molto profonda. È chiaro che per chi come noi ha avuto la fortuna di viverlo sia dal punto di vista politico e lavorativo, sia dal punto di vista umano, ha uno spaccato di Bossi che non è lo spaccato diciamo pubblico. Ieri più di uno in Senato, io ho partecipato alla commemorazione, oggi sarò anche alla Camera, più di uno dicevano il suo modo appariva burbero, indubbiamente sì, diciamo che anche il suo carisma, incredibile carisma, un carisma unico, il fiuto per la politica, un vero animale della politica che ha capito con grandissimo anticipo, e anzi vi ringrazio di aver riportato le sue tesi, i suoi comizi del passato, ci hanno, dicevo, riportato ad una realtà che è quella che viviamo oggi. Lui però queste cose le diceva tanti anni prima, 20, 30, 40 anni prima che poi avvenissero. Dunque è inutile che stiamo a citare le sue valutazioni rispetto all'Europa superstato, alla finanza che governa sul popolo, alla necessità attraverso il federalismo di ridare potere al popolo, di avvicinare il potere al popolo, proprio quando lui da visionario affermava nei prossimi anni la finanza allonterà sempre di più
il popolo dalla gestione delle cose semplici, delle cose complesse. Quindi noi siamo stati veramente fortunati, Sammy, io me ne sono reso conto anche in questi giorni, risentendo quelle parole, fortunati perché abbiamo vissuto, come dicevo, l'uomo, abbiamo vissuto la politica che quest'uomo ha portato e quindi dal punto di vista lavorativo abbiamo seguito letteralmente centinaia, se non migliaia di suoi comizi e quindi oltre alla militanza che giustamente ci portava ad essere presenti alle manifestazioni più importanti, il lavoro ci imponeva anche di seguirlo giornalmente praticamente a tutti i suoi comizi, ai comizi che teneva in giro per il territorio della Padania, alle feste della Lega, con i sindaci, con gli amministratori della Lega, con il popolo della Lega, non quindi solo alle grandi manifestazioni, Pontida, Venezia, le manifestazioni sul Po e le tante altre, ma anche appunto i comizi sui territori. E dunque noi siamo stati veramente fortunati, veramente. La sua eredità politica è un'eredità politica solida, perché c'è un popolo, quello della Lega, che sicuramente ha vissuto un'evoluzione legata al fatto che la politica è cambiata in maniera totale rispetto al nostro modello, che è un modello che orgogliosamente, io peraltro nell'ambito del partito sono uno degli assoluti propositori del mantenimento di un partito solido, vero, vivo, con le sezioni, militanti, la forza sul territorio, la disponibilità delle persone a dare il proprio tempo, perché noi l'abbiamo dato tante volte, Sammy, lo abbiamo fatto per lavoro, ma quante giornate di Natale io e te abbiamo passato negli studi della nostra radio, il Capodanno, e lo abbiamo fatto non perché lo dovevamo fare da contratto, ma perché da militanti abbiamo deciso di investire quel nostro tempo e metterlo a disposizione del nostro popolo, dei nostri ascoltatori, per fare compagnia, per parlare anche nei giorni nei quali legittimamente, giustamente, tutti quanti fanno festa o stanno con le loro famiglie. Ecco, per noi, come per lui, la Lega è una grande famiglia e quindi ribadisco, noi siamo stati veramente fortunati ad avere un faro come lui che ci ha con l'esempio dimostrato che cosa era necessario fare per fare politica attraverso il giornalismo, attraverso la politica nelle amministrazioni e quant'altro. Dicevo dunque, la sua eredità è ancora quella, la Lega è ancora un partito forte, diffuso sul territorio, però ci sono state evidentemente delle novità, ma queste non sono legate alla nostra volontà, sono legate al fatto che purtroppo il tempo è cambiato, i tempi sono cambiati, purtroppo lo dobbiamo sottolineare, delle crisi esogene dalle nostre volontà. La crisi del Covid ha causato un danno gravissimo al nostro modello che ancora paghiamo. Il fatto che durante quel periodo non ci si potesse trovare in sezione, che molte sezioni purtroppo, essendo sostenute dai volontari e finanziate dai nostri amministratori locali, dai volontari, l'affitto della sezione è pagato da noi stessi, e dunque in quel periodo evidentemente molte sezioni furono chiuse, ci fu quindi uno sfilacciamento della organizzazione, che è pur sempre rimasta, ma oggettivamente i rapporti personali, visto che purtroppo abbiamo vissuto quel periodo complicato, lo abbiamo pagato. Ora, dunque, stiamo però guardando avanti e sempre guardando all'eredità politica di Bossi, non possiamo che pensare che per le prossime elezioni politiche il nostro compito sia di non solo rinvigorire questi saldi legami che ci sono evidentemente, cioè Sam, quando andiamo a Pontida, quante persone ancora conosciamo della vecchia guardia e quante persone nuove
diciamo, definiamo la nuova guardia, abbiamo imparato a conoscere in questi anni, e Pontida, chiaramente alcune nostre grandi manifestazioni sono i momenti nei quali questo popolo si riunisce, ci si rincontra, non ci si vede per un anno, poi a Pontida ci si ritrova ed è esattamente come l'anno prima, il rapporto. Dunque, io penso che la sua eredità, la sua migliore eredità, e quello che noi possiamo fare per onorarlo al meglio sia continuare su quella strada, proseguire con una Lega forte e coesa intorno ai valori fondanti che lui stesso sui quali ci ha instradato, i valori della famiglia, della sicurezza, ma non sicurezza solo sul fronte della pubblica sicurezza, della sicurezza e della certezza di avere una base forte, un focolare intorno al quale creare quel nucleo che parte appunto dalla famiglia e poi diventa tutto il resto. E quindi noi dobbiamo continuare su questa strada, una strada che comunque ci porterà alla vittoria. Certo, sono cambiate tante cose in questi anni e adesso le battaglie vanno fatte su vari fronti. Io mi ricordo come fosse ieri quando la macchinetta del caffè mi hai detto: Sammy, da oggi la battaglia che dobbiamo fare non è più soltanto contro Roma, ma anche contro Bruxelles, contro questa Europa. Erano tanti anni fa e già allora avevamo capito che cosa questa Europa ci starebbe e ci stava preparando e ci ha preparato e ci sta dicendo tanti no che poi sono diventati ni su tante argomentazioni. Quindi una battaglia anche sul fronte europeo, bellissimo l'accordo Mercosur, stupendo, anche quello con l'Australia, perché no, tutte cose che potrebbero mettere in ginocchio la nostra agricoltura, ma parallelamente non dobbiamo dimenticare il territorio. E quale cartina di tornasole migliore del risultato, anche se purtroppo negativo, di questo referendum. Non passa il referendum sulla giustizia, la Lega incassa il sì nel Lombardo-Veneto, titolava ieri Repubblica, e oggi Fedriga sulla Stampa dice: il sì vince dove governa la Lega. Parallelamente il Tempo, lo stiamo mostrando in radiovisione di quest'oggi, scrive: due Italie. Adesso è vietato trascurare il nord, ma anche dimenticare il sud. Il governo deve rispondere al paese produttivo e a quello dei privilegi, con misure concrete e aiuti a tutti su sicurezza, economia e tasse. E questa è forse la Lega, cioè è vietato trascurare il nord, ma anche dimenticare il sud. Quello che abbiamo detto in tutti questi anni, rifacendosi anche alla paura di un presidente, alle parole di un presidente della Repubblica che ha detto Italia unita sì, all'interno delle differenze e delle responsabilità, cioè il magna magna famoso di Bossi non è mai finito. Morelli. Due Italie, adesso è vietato trascurare il nord e dimenticare il sud. Citavi questo titolo del Tempo che anch'io ho qui di fronte. Noi dobbiamo sottolineare come questa sconfitta sia una sconfitta che per quanto riguarda il sì, innanzitutto è una sconfitta per il Paese, perché è evidente che se la locomotiva del Paese va da una parte e il resto del Paese, come diceva Bossi, fa da freno a mano, Houston, abbiamo un grosso problema, che palesa come appunto ci siano due Italie, se non tre addirittura. E per questa ragione non posso non notare e non far notare a te, ai nostri ascoltatori, come il risultato del lavoro della compagine di centrodestra, una compagine che ha una maggioranza importante, solida in sede parlamentare, con un governo che è un governo coeso. Come sempre in questi giorni poi vediamo quali problemi ci siano nell'ambito del governo di centrodestra, soprattutto con esponenti di Fratelli d'Italia. Dicevo, devo sottolineare come questa maggioranza così solida in sede parlamentare sia riuscita
a portare a casa una riforma, peraltro con enorme lavoro da parte del nostro Roberto Calderoli e dei nostri deputati e senatori che si occupano dell'argomento, e la riforma è quella sull'autonomia. Ora, è chiaro ed evidente che tutte le riforme del governo in centrodestra erano all'interno del programma elettorale, e quindi legittimamente, anzi mi correggo, doverosamente, tutti i partiti di centrodestra devono essere felici ed orgogliosi quando portano a casa una riforma. Però diciamo che a conti fatti la riforma che il governo in centrodestra, con una maggioranza solida, con Fratelli d'Italia all'interno della maggioranza, quindi con una maggioranza relativa importantissima, alla fine abbiamo portato a casa l'autonomia, che per noi è l'estrema gioia, e quindi a conferma siamo partiti da qui nel descrivere la nostra esperienza con Bossi, e oggi la Lega al governo porta a casa quello per cui Bossi ha iniziato a fare politica tanti anni fa, e questo è assolutamente un bene, ma dimostra come nell'ambito del governo in centrodestra la Lega sia il partito che con efficacia attua delle iniziative amministrative e politiche che poi portano dei risultati. Dunque, per me è chiaramente un enorme dispiacere da cittadino, da componente del governo, da esponente della Lega che ha sostenuto ampiamente il programma elettorale, ma devo sottolineare che indubbiamente quello della giustizia era, seppur anche nostro, era indubbiamente uno dei punti di valore di Forza Italia nell'ambito dell'alleanza di governo. Fratelli d'Italia fin da subito ha iniziato a lavorare per il cosiddetto premierato. Ecco, oggi, sottolineo nuovamente, siamo al punto in cui la Lega è riuscita a lavorare in sede parlamentare e governativa ottenendo il risultato e con efficacia, mentre per le altre questioni purtroppo rimaniamo al palo. Detto questo, poi ci sono, e fai bene a citare Massimiliano Fedriga, ci sono i nostri governatori che, quindi gli esponenti locali, anche se regionali, della Lega, che sono riusciti a fare le cose più importanti, le iniziative più importanti. Ora, Federica chiaramente esulta sul fronte del sì al referendum, seppur nel dispiacere della sconfitta generale. Chiaramente lo fanno Lombardia e Veneto, ma devo sottolineare come politicamente Lombardia e Veneto hanno preso delle posizioni chiare, i lombardi e i veneti. Dall'altra parte, dal punto di vista amministrativo e politico, Lombardia e Veneto hanno portato la manifestazione che ha reso l'Italia in questi ultimi 5 anni più famosa a livelli internazionali, che sono le Olimpiadi invernali, che come sai per me sono, diciamo, un aspetto importante anche della mia vita politica amministrativa e di persona e di cittadino, ma se non ci fossero state le due regioni noi non avremmo parlato e non avremmo avuto questo enorme successo di caratura internazionale, mondiale. Ancora una volta provando quanto i bravi amministratori della Lega, quindi in quel caso Fontana e Zaia, oggi Stefani, abbiano lavorato per bene per portare a casa un risultato che poi effettivamente ha dato, come dicevo, lustro a tutto il paese. Un risultato che, diciamolo, poi si perpetua, perché oltre naturalmente a tutto ciò che è stato costruito per le Olimpiadi, che resta, e ci sono tantissime infrastrutture che si stanno ancora ultimando e che sono state fatte qui al nord, anzi nord, come si diceva un tempo. Senti, veniamo a Repubblica, terremoto nel governo, titola oggi La Repubblica, e perdonami, ti dico il mio parere, che dico praticamente da quando è nato questo governo. Facevo notare ogni tanto la differente caratura politica di determinati personaggi che sono entrati nel governo perché si è avuto anche un certo successo in determinati partiti, in determinati movimenti, e qualcuno doveva pure entrare in governo, rispetto
ad altri personaggi della Lega che di esperienza politica ne hanno un pochettino di più e quindi determinate cose non si devono fare, determinate frasi quando hai una responsabilità del genere. Dimmi che avevo ragione, è questione di caratura politica o che cosa? Del Mastro, Bartolozzi e adesso anche il Santanchè è in attesa che se ne vada, e chiaramente il Fatto Quotidiano tifa che sia soltanto l'inizio. Tutto il governo deve andare a casa. Alessandro. E ci dimentichiamo, perché ormai è passato un po' di tempo, Montaruli e altri casi che chiaramente hanno coinvolto alcuni esponenti di governo. Quello che dici, perdonami la franchezza, Sammy, ma è veramente davanti agli occhi di tutti. Non c'è bisogno che noi, secondo me, non c'è bisogno che noi aggiungiamo altro rispetto ai fatti che già stanno avvenendo. Lo diciamo, ed è giusto dirlo, lo segnaliamo, lo abbiamo fatto anche prima con Federica, le altre due regioni del nord, ce ne sono chiaramente altre che lavorano bene, magari non altrettanto, ma sicuramente bene. Dall'altra parte abbiamo oggettivamente delle enormi difficoltà, perché sicuramente c'è stata una crescita importante da parte in particolare di Fratelli d'Italia, ma purtroppo i risultati che oggi stiamo vedendo non sono in linea con le aspettative che sicuramente avremmo voluto. Libero titola la motosega di Giorgia nel far dimettere Bartolozzi, Del Mastro, oggi si parla di Santanchè. Secondo me il dato è che l'azione di governo, soprattutto in quest'ultimo anno, deve essere un'azione di governo che punta a fare le cose. Sai, se ci fosse, diciamo, avessimo vinto il referendum, chiaramente ci fosse un'area diversa, probabilmente tutte queste polemiche che comunque ci sarebbero, giornalistiche, eccetera, si sarebbero subito chetate. Invece, purtroppo, quando la politica non riesce ad avere o a dare adeguate risposte, evidentemente tutto si complica. E noi continuiamo comunque a fare il nostro e speriamo di riuscire a portare a casa i risultati che intendiamo portare a casa da qui al prossimo anno, auspicando che la gente, il popolo, poi valuti positivamente il nostro lavoro. Assolutamente sì, negli ultimi 2 minuti che ci rimangono non possiamo non parlare però anche della guerra che sta fermando il mercato dell'energia, il Qatar che ha bloccato il gas all'Italia e il gasolio che ha nuovamente sfondato il muro dei 2 euro in molte zone. Cosa può fare il governo a questo punto, Alessandro? Chiaramente il governo sta facendo tutto il possibile per limitare i danni, perché di questo stiamo parlando. Ieri ho partecipato a un interessante convegno di ANCE, dei costruttori e dell'ordine degli ingegneri, dove ho segnalato come sia già oggi necessario mettere le mani avanti. Chiaramente ci auguriamo tutti che il periodo bellico si concluda nel più breve tempo possibile, ma dobbiamo tutti, insomma, in maniera pragmatica, fare i conti con una situazione che potrebbe non risolversi positivamente in tempi rapidissimi. Dunque, il governo sta mettendo in campo tutte quelle azioni, anche attraverso il ministro Giorgetti, anche qua un altro esponente della Lega, che per cercare di tamponare il problema, che chiaramente non è un problema italiano, ma è un problema globale da questo punto di vista. È evidente che già oggi il governo sta ragionando, io l'ho fatto ieri come vi dicevo con gli ordini, per suggerire nuove catene di approvvigionamento delle materie prime, cercare di capire quali siano i rapporti migliori anche con altri paesi che ci possano permettere comunque di avere non solo
tutto il settore dei carburanti, ma altri settori che comunque sono fondamentali per la nostra economia. Guarda il caso fertilizzanti, per esempio, che chiaramente non è proprio la prima cosa a cui tutti pensiamo, perché non è come la benzina che vai al distributore e ti accorgi del rincaro del prezzo della benzina, ma i fertilizzanti per un paese come questo, che ha un'altissima produzione agricola, sono un fronte molto importante, perché l'aumento o addirittura l'assenza di questi prodotti causa evidentemente o l'aumento dei prodotti agricoli e agroalimentari in generale, oppure addirittura il rischio di limitazioni delle disponibilità sul mercato. Questo è chiaramente gravissimo, e anche su questo il governo, ti ho citato solo un caso per testimoniarti come il governo si è impegnato a 360 gradi per trovare soluzioni, per dare comunque delle risposte sia al nostro settore industriale, artigianale e agricolo. Torneremo naturalmente su questo argomento, grazie al sottosegretario di Stato Alessandro Morelli. Alla prossima. Grazie a te Sam, buon ascolto a tutti. Avete